6-7 maggio elezioni amministrative a Musile di Piave. Vediamo i risultati. Elezioni amministrative a Musile di Piave. Siamo venuti a sentire le ultime novità. Come stanno andando i risultati? Ma mi pare che mancano 2 sezioni, ma insomma lo scarto è talmente ampio che credo che non ci siano problemi, nel senso che vedo che ci sono 600-700 voti di differenza, quindi non saranno sicuramente le ultime 2 sezioni a capovolgere il risultato. Quindi con una percentuale di quanto più o meno? Ma credo si superi il 40%, per cui un buon risultato. Sicuramente è un grande successo e una riconferma. Ma sicuramente insperato, si diceva che era una lotta a 3, invece poi la differenza così ampia, così, con numeri così diciamo importanti, determina il fatto che la continuità, ma soprattutto credo la coerenza e la serietà di questa lista e di un candidato che appunto chiedeva la continuità sia stato ampiamente dato dai cittadini, che non si sono fatti abbagliare da tutte quelle stupidaggini, denunce, ipocrisie e falsa demagogia che è stata portata avanti da parte di chi voleva evidentemente superare la mia lista e ostacolare appunto questa continuità che invece i cittadini di Musile hanno dimostrato di volere con la mia rielezione. Abbiamo qui adesso anche l'altro candidato sindaco, Capiotto. Buongiorno e un commento. Ma un commento, nulla da dire, una vittoria netta della Lega di Gianluca Forgolin. Noi siamo arrivati il nostro malgrado terzi, abbiamo fatto una campagna elettorale corretta, però nulla da dire, la cittadinanza ha premiato il sindaco uscente e vittoria meritata dal punto di vista dei numeri, quindi congratulazioni al sindaco. Abbiamo visto una stretta di mano, segno anche di molta civiltà. Sì, è una competizione elettorale, quindi non è che ci siano asti personali sulla questione, quindi per noi è stata una campagna elettorale, ribadisco, basata sulla lealtà, basata sulla correttezza e speriamo tra 5 anni di tornare in gioco per poter dire la nostra nuovamente. Siamo venuti a raccogliere un commento anche del candidato sindaco Carpenedo. Grazie, sì, abbiamo perso le elezioni, diciamo, però siamo arrivati secondi in questa competizione che tuttavia abbiamo condotto con molta onestà e lealtà, portando avanti degli obiettivi di programma che avevamo avviato nella vecchia amministrazione, diciamo, e che ho incontrato veramente l'entusiasmo della cittadinanza, nonostante poi le votazioni sono andate come sono andate. Tuttavia il messaggio è stato capito e spero possa essere anche un punto di partenza per il futuro. Per par condicio ricordiamo ai telespettatori la presenza di un ulteriore candidato sindaco, Osvaldo Biancon per il Movimento 5 Stelle, che non è stato intervistato perché non presente al momento degli scrutini.